La mostra di Corso Martino verrà inaugurata giovedì 6 aprile alle ore 18. La mostra di Corso Martino è la mostra più longeva nel settore vinicolo qui nella zona, penso anche oltre la zona. Qui in questi locali, come avete sicuramente potuto vedere anche voi, c'è molta storia e il nostro compito è quello di mandare avanti la storia, rispettandola ovviamente, e progredire nel futuro. Diciamo che il nostro programma è ormai collaudato, ogni anno mettiamo sempre qualche piccola novità. Quest'anno avremo una passeggiata, un trekking a cavallo come novità. Si ripeteranno poi gli eventi dello scorso anno, quindi ci sarà sempre il 4x4, ci saranno le passeggiate, ci sarà l'elicottero, ci sarà il trenino puffetto, quindi tutte cose atte a portare avanti a dimostrare cos'è veramente il nostro territorio. Ma allora, vi dirò, sono particolarmente soddisfatto perché quest'anno il Consiglio è appena rinnovato da qualche mese, abbiamo 15 consiglieri. La cosa che a me ha fatto piacere è che anche i consiglieri uscenti hanno voluto in ogni caso rimanere all'interno del Consiglio della Proloco, e il che si sono aggiunti altri collaboratori, altri volontari, quindi attualmente il Consiglio, diciamo, ufficialmente conta più di 20 persone. Sì, quest'anno secondo noi è l'anno proprio della ripartenza, quindi questi 2 anni di Covid ci hanno proprio tolto quello che di solito a noi era consono, e si voleva proprio iniziare con la speranza che tutto quello che è stato non si riproponga più, e proprio per questo abbiamo detto ok, ci mettiamo una nuova veste, tutti quanti uguali, tutti quanti belli, in ordine. L'appello è quello ovviamente di dire: venite qua all'interno nei nostri locali, e non solo all'interno, anche qua all'esterno, perché ricordiamoci, Mostra di Corso Martino non vuol solo dire tutto ciò che sta dentro a questo meraviglioso portone, ma c'è ancora di più fuori, quindi ve lo dico, specialmente quelli che magari vengono un po' da distante, venite qua nelle nostre zone. Le nostre zone veramente meritano, valgono la pena di spendere qualche giorno e tuffarci in questa meraviglia.